Parliamo di temperamento, cerchiamo di farlo in modo semplice, in modo divulgativo, anche se un po' i numeri, insomma, ci servono. Però cerchiamo di fare un piccolo ripasso, faccio una panoramica, forse questo video dura tanto, forse dura poco, non lo so, proviamoci. Allora, innanzitutto cosa significa temperamento? Temperare. Temperare significa modificare, limare, smussare, andare a tagliare, mettere, insomma, fare in modo che qualcosa combaci con un'altra. Quindi il termine temperamento serve per fare una divisione di un qualcosa in modo tale che sta in un'altra, in poche parole. Però ci arriveremo. Allora, quindi temperamento musicale riguarda gli intervalli. E quest'altra cosa riguarda l'accordatura di uno strumento. Perché? Partiamo dall'inizio. Pitagora, che sapete tutti, forse in qualche mio video l'avrete sentito, insomma, in mille miei video, ha iniziato questa storia. Eravamo circa nel 500 a.C., Pitagora, insomma, da Samo andò a Crotone, che tra l'altro è la mia città di origini, e qui fece una scoperta fondamentale. Capì che la consonanza e la dissonanza erano formati da intervalli di un'ottava, una quinta e una quarta. Lo fa col monocordo. Prende questo strumento, si costruisce questo monocordo, che non è altro che una corda, monocordo, con una cassa armonica, legato a due estremi. Una semplice chitarra, ma con una corda. Quindi cosa fa? Prende il monocordo e capisce che dividendo in due esattamente la corda e suonando una parte o l'altra, all'ottava. Poi, prendendo i due terzi, quindi abbiamo la corda, prendiamo due terzi, quindi dividiamo in tre, ne prendiamo due, abbiamo una quinta. Prendendo tre quarti di una corda abbiamo la quarta, che questi si chiamano rapporti di frequenza, ma anticamente si chiamavano rapporti di lunghezza, ed erano 2 a 1, 3 a 2 e 4 a 3. Quindi cosa capisce? Capisce che c'è una regola fondamentale nella musica, la prima è l'ottava. Quindi dice, se abbiamo un suono, il doppio della frequenza rappresenta un'ottava, e anche la metà della frequenza che rappresenta l'ottava, quindi ottava bassa e ottava alta. In parole povere, abbiamo un La di 440 Hz, se noi raddoppiamo 880 Hz, abbiamo l'ottava superiore, quindi abbiamo La. Se invece di 440 andiamo a 220, la metà, abbiamo un'ottava, La basso. Quindi ha capito che ogni ottava è esattamente il doppio della frequenza di un altro. Questa è la prima regola, è l'unica regola che dal 500 a.C., quindi prima della nascita di Cristo, arriva fino al 1700-1800, fin quando il temperamento equabile prende poi il piede, il sopravvento. Questa è la regola, quindi l'ottava deve essere sempre il doppio della frequenza, sempre il doppio. Ora chiama la frequenza, chiamala rapporto di lunghezza, chiamala come vuoi, però è sempre il doppio. Se abbiamo due fagioli, abbiamo quattro fagioli, sempre così, dal 500 a.C. fino al 1600-1700. Poi dice, la quinta da cosa è formata? Come abbiamo detto, da un rapporto di due terzi. Quindi abbiamo questa corda, ok? Abbiamo questa corda, la dividiamo in tre e ne prendiamo due parti. Quella è la quinta. E poi c'è la quarta, la dividiamo in 4, 1, 2, 3, 4, ne prendiamo 3, e quella è la quarta. Quindi sostanzialmente è Do l'ottava, Do Sol e Do Fa. Questi sono gli unici intervalli di cui la musica deve essere composta, quindi accordature, scale. Innanzitutto non si parlava di scale, si parlava di tetradi, quindi erano delle semiscale fatte da quattro suoni. Quindi ad esempio Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Re, Do, e queste piccole scale, queste due semiscale da quattro suoni, formavano una scala, ok? Perfetto, mi sono perso un attimo, ok. Quindi
Nel 500 a.C. si partiva da questo presupposto, che le scale fossero solamente formate da ottava, quinta e quarta, e da qui si costruivano tutti gli altri suoni. Facciamo un esempio. Avevamo il Do e il Sol, quindi abbiamo detto che il rapporto 3 a 2, il Do vale metti 1 e il Sol vale 3 a 2. Come faccio a costruire ad esempio il Re o il Mi o il Fa o il Sol La? Do Sol, quindi 1 per 3 a 2 perché il rapporto è 3 a 2, moltiplichiamo 3 a 2 alla seconda, quindi 3 a 2 per 3 a 2 abbiamo Sol Re, Sol Si Re, quindi andiamo di quinta in quinta, Sol Si Re, ok? E abbiamo il Re, però voi dite il Re è l'ottava successiva, ok, bisognava quindi scendere di un fattore di 2, dimezzare per tornare nell'ottava precedente, quindi Do Sol 3-2, quindi come se fosse un pianoforte, Do Sol, poi Sol Re per altri 3-2, quindi è 3-2 alla seconda, diventa 9 alla quarta, dobbiamo scendere di 2 perché noi abbiamo il Re successivo, dobbiamo tornare all'ottava, quindi come si fa? 9 quarti diviso 2. Su queste cose ho fatto un video, quindi i rapporti, le note si calcolano tramite divisione e moltiplicazione. 9 quarti diviso 2, che è uguale a 9 quarti per un mezzo, diventa 9 ottavi. Quindi il Re diventa 9 ottavi. Ok, 9 ottavi abbiamo il Re. Come calcoliamo il La, che è una quinta, Re, Fa, La? 9 ottavi per 3 mezzo diventa 27 ottavi. Quindi abbiamo il Do ce l'abbiamo, l'altro Do ce l'abbiamo, 1, 2. La quinta ce l'abbiamo, il Sol 3 mezzi. Il Re ce l'abbiamo, 9 ottavi, il La ce l'abbiamo, che com'era 27 ottavi, il Fa ce l'abbiamo perché è dato dalle consonanze pitagoriche, quindi se la quinta era 3 a 2, la quarta era 4 a 3, o 3 quarti, insomma come volete. Quindi abbiamo costruito Do, Re, Fa, Sol, La, ma anche il Mi e il Si. Ok? Come costruiamo il Mi? Il Mi si costruisce in tanti modi, però partiamo da là, ok? Facciamo una quinta sopra. Allora, il La era, quando abbiamo detto che era 27 ottavi, ok? 27 ottavi per 3 mezzi, perché dobbiamo salire di quinta, e 27 ottavi per 3 mezzi viene 27 per 3 mezzi, c'è 97 ottavi? Aspettate, perché a memoria è... c'è un calcolo, Do Sol, 3 mezzi, ok. Poi abbiamo il Re che era 9 ottavi, 27 sedicesimi. Il La 27 sedicesimi, 27 sedicesimi. Per 3 mezzi diventa 81 32esimi, però siamo al Mi, quindi abbiamo fatto La, Do, Mi, siamo al Mi alla quinta. Dobbiamo ritornare sotto, quindi quel 27 sedicesimi per 3 mezzi diventa 81 32esimi, diviso 2, perché dobbiamo riportare all'ottava, e diventa, quant'era? 81, 27, 81 su 32, diventa per un mezzo 81 su 64. Questa è la terza. La terza, scusate, questa è l'ottava, quindi è il Mi. Il Mi calcolato di quinta in quinta per un Si, Mi Sol Si, abbiamo 81 64esimi per 3 mezzi, che diventa 8 per 3, 243, è fratto qualcosa. Insomma, questo calcolo lo sto facendo a mente, così. Insomma, in questo modo abbiamo costruito la scala pitagorica. Abbiamo costruito la scala, tutti i suoni, Do, Re, Mi, Fa, Sol. Però vedete, Do formato da 1, Sol 3 mezzi, un altro 27, così, ok? Diciamo che c'è un qualcosa che non va perché ci sono dei numeri troppo strani, poi si calcolano altre note, poi si passa
512 fratto 200, insomma cose stranissime. Però, mentre Pitagora dice gli intervalli di seconda, di ottava, di quinta e di quarta restano sempre 2 a 1, 5 a 4 e 4 a 3, c'è qualcosa che non va in questa scala, perché facendo poi il calcolo delle quinte si arriva che il si diesis, che dovrebbe essere do, deve essere uguale a do. Quindi do, so, re, la, mi, si, bla bla. A un certo punto si arriva al si diesis, ma il si diesis dovrebbe essere uguale a do. E qui c'è un problema, che il si diesis non è esattamente uguale a do come frequenza. In termini di sent, che noi conosciamo oggi sent, è circa 24 centesimi sente un po' più in là. Quindi il si diesis è più alto del do. Questo si chiama comma pitagorico, cioè quello spostamento, quel piccolo numero in più che avanza, che non si sa dove metterlo per far combaciare il si diesis col do. E quindi questo è un grande problema. Ok? Quindi, a parte un po' tutta la matematica, lo so, un po' di matematica ci deve essere, ma altrimenti poi non si capiscono i ragionamenti dopo. Il problema qual è? Sostanzialmente, che su alcune tonalità, finché siamo su do, sol, si suona bene. Se poi passiamo ad altre tonalità, quindi moduliamo, i suoni cambiano. I suoni diventano veramente stonati, perché facendo questi calcoli, facendo tutta questa matematica, c'è qualcosa che non va. E vedremo dopo. Okay. Quindi si prosegue per anno 1000, 1500, diciamo così. Quindi per 1500 anni si esegue questa accordatura pitagorica. Ancora non si può parlare di temperamento, perché il temperamento, abbiamo detto, è quando si suddivide la scala in delle parti uguali, ma come abbiamo visto con Pitagora non sono uguali. 1 e 9 ottavi, 1 e 27 sedicesimi, 1 e 500, bla bla così, quindi c'è qualcosa che non va. Tra l'altro, Pitagora, quando si parla di accordatura o di temperamento, non si prende in considerazione il singolo suono, ma la distanza degli intervalli. Quindi do re è un tono, re mi è un tono, mi fa è un semitono. Okay? Pitagora capisce che tra do, re mi c'è un tono, che è sempre 9 ottavi, tra mi e fa c'è il semitono, quindi fin qua ci siamo. Pitagora insomma su questo era preciso. Il problema è che non si chiudeva poi quel si diesis dove, ricordate? Ok? Quello che porta al famoso, quello che noi chiamiamo circolo delle quinte, perché si accordava in quinta, do, sol, re, la, mi e così via. Quindi da una parte Pitagora aveva ragione, dall'altra non c'era questa chiusura dell'ottava, ok? Queste 12, 13 quinte che si chiudevano, alla fine arrivava ad un punto che il si diesis era un po' più alto del do. Ok, per tanti anni si usa questa accordatura. Verso l'anno 1000 che succede? Che mentre prima c'erano solamente delle voci singole, la monodia, cioè uno che accompagnava e un canto singolo, nell'anno 1000, 1200 inizia ad entrare quella che poi noi chiameremo polifonia, ok? Una tecnica che viene chiamata organum è in pratica una voce più un'altra voce sopra, un controcanto, una terza, una quinta, quindi inizia a formarsi la polifonia, cioè la prima voce e la seconda voce, poi vedremo le 3-4 voci, insomma col contrappunto, con la fuga, poi arriviamo a 4 voci. Ok, quindi nell'anno 1000, in un manuale che didattico musica Enchiriadis, se non mi ricordo, si vede per la prima volta questo organum, cioè questa tecnica di avere le due voci, una voce principale, infatti si chiama vox principalis, e una voce secondaria. E quindi da qui iniziano a complicarsi le cose, perché se tu canti una sola voce, suoni con una sola mano, con un solo strumento e una sola voce, tu non hai il problema del temperamento, perché dici io suono con un'accordatura pitagorica, che me frega, suono con questa accordatura, ma mica devo stare a sentire un altro strumento o un'altra voce.
Con invece l'avvento della polifonia si ha questo problema, perché ci sono più strumenti, e questi bisogna accordarli con una stessa accordatura. E uno strumento è formato da più voci e le voci possono modulare. Ora la modulazione, se siamo ai toni vicini, do solo va bene, ma se andiamo a Mi, se andiamo a Fa diesis, che succede? Con l'accordatura pitagorica si ha questo problema, cioè più si va avanti con la modulazione, più i suoni risultano scordati. Ecco perché una volta si componeva in Sol, sonata per Sol, sonata per Re, perché alcune sonate, alcuni pezzi potevano essere suonati solo in quella determinata tonalità, ok? Potevano essere solamente, anche se si dice che una volta il Sol era una melodia, un'armonia un po' più allegra, mentre il Mi bemolle era più cupa, quindi c'erano aspetti psicologici legati alle tonalità. Però insomma qui si potrebbe discutere su tante cose, sulla psicologia della musica, sulla psicoacustica, tante cose. Però il problema era reale, perché con la polifonia, più voci, con i nuovi strumenti, quindi strumenti ad accordatura fissa, perché per il violino non si pone il problema, il violino fa una sola voce, tu puoi andare a parare in qualche modo, se il do non è proprio calante, tu puoi fare in modo che, ma in uno strumento come il pianoforte, anche se non c'era il pianoforte, ma c'erano i cembali, insomma così, è un'accordatura fissa che tu una volta accordata non puoi modificare con la mano, come la chitarra, o meglio nel 1600-1500 c'era il liuto, sono accordature fisse che tu non è che mentre suoni le puoi accordare, lì puoi suonare solo in quelle tonalità, ok? Si arriva così a un altro tipo di temperamento e lo vedremo in un secondo video.